In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Schifani dopo la finanziaria alle province. Il presidente Schifani ieri all'assemblea dell'ANCI ha dichiarato che subito dopo la manovra finanziaria andrà approvata la legge sull'elezione diretta delle province. La dichiarazione è molto importante perché sgombra il terreno dalla sciocchezza secondo la quale per approvarla occorre prima che a Roma venga approvata la legge del Rio. Lo abbiamo detto molte volte, non esiste alcuna possibilità che una nuova legge sull'elezione diretta dei vertici delle province venga impugnata dal governo nazionale. La Regione reagisce alla Corte dei Conti. È ormai guerra aperta tra la Regione e la sezione siciliana della Corte dei Conti. La Giunta ha infatti deciso ieri di presentare il ricorso avverso alla decisione con cui i magistrati contabili hanno negato pochi giorni fa la parifica al bilancio del 2021. Inoltre il Governo nazionale ha deciso ieri di abrogare il decreto legislativo con il quale era stata approvata la scelta di spalmare il disavanzo della Regione in 10 anni, essendo ormai intervenuta una legge con lo stesso obiettivo. La decisione fa cessare la materia del contendere davanti alla Corte Costituzionale, in quanto la Corte dei Conti aveva ritenuto insufficiente un decreto legislativo. Ponte sullo Stretto, Sicilia riduce stanziamento. A metà ottobre la Giunta regionale aveva approvato un finanziamento per il Ponte sullo Stretto di 1 miliardo e 200 milioni di euro, soldi provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione. Ieri è stata costretta a rifare i conti, visto che nel piano sviluppo e coesione dovranno essere inserite alcune delle opere già programmate dal precedente esecutivo regionale, nonché nuovi interventi di forte impatto economico. Ciò potrebbe comportare una determinazione al ribasso del contributo che la Regione siciliana dovrà destinare alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Cateno De Luca si butta a sinistra. Nella sua spasmodica ricerca di rivincite, Cateno De Luca ha scelto di buttarsi a sinistra. In Sicilia Sud chiama Nord lavora a un campo progressista con PD e Movimento 5 Stelle. Le discussioni sono in atto, spiega il sindaco di Taormina, e si sta lavorando ad un'area alternativa al centrodestra. Intanto cerca alle elezioni europee di allearsi con Calenda. L'uomo che spernacchiava e insultava i suoi avversari politici, il più populista di Sicilia, adesso vuole fare il leader della sinistra e non solo. La legge sugli appalti passa il controllo romano. Il Consiglio dei Ministri ieri ha deciso di non impugnare la legge siciliana sugli appalti. Sono soddisfatto, ha detto il presidente Schifani, perché è una riforma che il mio governo ha fortemente voluto per dare norme chiare in grado di stabilire procedure celeri e trasparenti a tutte le strutture che nei prossimi mesi dovranno indire gare d'appalto per opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR e della programmazione europea 21-27. Unicredit sospende pagamenti mutui agricoltori. Unicredit ha attivato un pacchetto di interventi di sostegno alle aziende agricole con sede legale o operativa in Sicilia per i danni causati alle produzioni da ondate di calore, incendi e siccità da luglio 2023. L'iniziativa prevede anche una sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui per le aziende agricole che abbiano subito danni. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.